Nessun aumento per le tariffe del trasporto pubblico urbano nei comuni di Bassano, Vicenza, Recoaro, Schio e Valdagno ed extraurbano. Agevolazioni per gli studenti residenti e un ulteriore sconto del 3% per chi fa l'abbonamento online. Sono solo alcune delle novità in vigore dal prossimo 1° settembre in materia di trasporto scolastico. In più, con l'accorpamento delle vecchie FTV e AIM, da cui nasce SVT, ci sono ulteriori opportunità, come spiega Roberto Campagnolo, vice sindaco di Bassano, nonché vicepresidente del tavolo provinciale del trasporto pubblico locale. Abbiamo creato la tessera come biglietto unico, quindi tra l'urbano e l'interurbano uno avrà un unico titolo per muoversi all'interno della provincia. Chiunque titolare di abbonamento potrà muoversi in tutte le tratte coperte da SVT in tutto il periodo dell'anno, durante tutto il periodo dell'anno. Questo anche nell'ottica della promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico. La provincia di Vicenza è l'unica provincia che applica uno sconto per i studenti residenti, che viene mantenuto anche se un po' diminuito anche quest'anno, e questa situazione genera di fatto l'abbonamento meno costoso di tutto il Veneto, che continuiamo a mantenere anche nel 2016-2017. Facciamo un esempio di uno studente che da Bassano parte per andare a Vicenza. Uno studente che da Bassano parte per andare a Vicenza, allora diciamo che parte dalla stazione di Bassano del terminal, arriva a Vicenza, prima si prendeva un abbonamento per poter muoversi a Vicenza dalla stazione dove arriva a dove è la sua scuola. In questo caso spendeva mediamente 400 euro più 250 euro, quindi 650 euro, adesso spenderà 400 euro più 60 euro di Vicenza, quindi 460 euro, molto di meno rispetto a prima grazie al biglietto unico.